Don Carlo Misilmeri è Fulgatore per quello che è un vero e proprio scontro salvezza di fronte una delle squadre ferme a ridosso della zona playout e l'ultima della classe del girone A di eccellenza. Amici di Sportisi, bentrovati dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, dove la partita inizia con la Don Carlo che cerca di attaccare, lo fa con i due volti nuovi, Scalisi con la rimessa, Pavisic con la sponda per Pastorella, conclusione sbilenca, alta sopra la traversa, dall'altra parte Capitan Cirrone con la rimessa alla ricerca di Onuoka che prova a mettere in mezzo, la palla rimane lì stabile con l'intervento in spaccata respinto da Riccardo Pellegrino. Poi nuovo attacco da parte della formazione guidata da Mister Marino, servizio poi dalle parti di Razak, conclusione debole e soprattutto imprecisa. Ma occhio a questo calcio di punizione battuto da Russo, palla che spiove dentro l'area di rigore, Shemale Zummo ne approfitta, Abdul Rahim Razak, 0-1 all'Aloisio, gelato il pubblico di Fede Biancorossa con questa rete di testa del numero 7 della formazione biancoblu, che adesso deve difendersi dagli assalti da Don Carlo. Qui recupera molto bene, palla Lucera, converge, palla sul destro, scheggia la traversa e palla che si perde fuori, occasionissima per Raimondo Lucera, che continua a guidare la carica della Don Carlo Misilmeri, questa volta col cross, allontanato in qualche modo, però sui piedi di Pavisic, che si libera per calciare, gli viene respinta la conclusione dell'attaccante argentino ex Acragas ed ex Iglesias. Poi ancora la sponda di Pavisic, la palla a cercare dall'altra parte Cerniglia, che va con la volée di destro, la palla non trova la porta, non trova neanche la deviazione di Pastorella. Poi ancora l'attacco della squadra di Mister Tummini affidato ancora a Federico, la palla per Cerniglia, tiro deviato, poi la deviazione sui piedi di Pastorella, sfortunata qui la Don Carlo, che poi continua ad attaccare con Marino, che ha preso il posto dell'infortunato Scalisi. Poi spalla la porta Pavisic, grande lavoro, palla per Cerniglia, conclusione respinta in qualche modo con i pugni da Mistretta. E veniamo con le immagini alla ripresa, con l'angolo battuto per ancora la testa di Del Monego, miracolo assoluto da parte del Sozummo sul corner battuto da Todaro, palla che si perde poi lontano dall'area della Don Carlo. Spinge allora la squadra di Tummini, ha scampato pericolo, il cross a cercare Pavisic che non trova l'impatto col pallone, c'era comunque fuori gioco del tanche. Allora ancora Don Carlo Misilmeri che attacca, questa volta sul versante di destra con il cross di Cerniglia sul secondo palo, la volée di Lucera deviata in calcio d'angolo da Barbara. Ancora il Fulgatore che cerca gli spazi, li trova con Stabile che vede il lungolinea per servire Genna, posizione regolare, Genna sull'uscita di Zummo, segna il 2-0 all'improvviso, Fulgatore che raddoppia e che impietrisce il pubblico del Giovanni Aloisio. Ma la Don Carlo sfodera gli attributi, anche se prima deve difendersi dall'attacco di Onuoka che se ne va da solo, cerca la fuga, ancora si libera per cercare la conclusione con il destro, con deviazione di Ferrara, palla in calcio d'angolo. Poi proteste della Don Carlo Misilmeri per un presunto contatto su Lucera. Poi il portiere Mistretta non fa una bella figura qui con Ferrara, ma occhio al calcio d'angolo di Lucera a cercare Costantino, palla alta sopra la traversa. Poi è un assedio della squadra biancorossa, la rimessa di Lavardera dentro l'area di rigore, cercata la deviazione, poi Pavisic con la rovesciata bloccata a terra da Mistretta. Ancora gli attacchi della squadra di casa, sempre con Pavisic a fare da sponda, cerca di girarsi, cerca il tocco per Cerniglia, forse un tocco con il braccio, non è di questo avviso l'arbitro sulla giocata di Russo, ma occhio qui, punizione di Lucera, vanno in due della Don Carlo Misilmeri a terra, l'arbitro non ha dubbi, assegna calcio di rigore alla squadra di Tumminia. Purtroppo le immagini del gol di Lucera mancano, ma occhio qui Lucera che mette in mezzo per Matera, che fa impazzire l'Aloisio. La Don Carlo Misilmeri trova, completa la rimonta col secondo gol consecutivo di Federico Matera, in gol per la seconda domenica di fila il puntero, che nonostante l'arrivo di Pavisic fa vedere di che pasta è fatto sotto porta. Poi il direttore di gara si consulta col guardalinee, un contatto a palla lontana tra Stabile e Costantino costa l'espulsione diretta al centravanti classe 92, che fa vedere forse i segni della lotta al direttore di gara. Poi Pavisic per Lucera che incrocia col destro, non può arrivare Mistretta, la palla finisce fuori. Poi assedio Don Carlo, rimessa di Lavardera, palla che arriva in aria, la sponda aerea, un tocco ad allontanare sui piedi di Lucera, ma ancora Mistretta a distendersi. Poi altra palla sempre da fallo laterale, Cerniglia rialimenta l'azione con il cross, colpo di testa a mettere fuori, il controllo e il sinistro di Romano che finisce fuori dallo specchio. Ultimo assalto della Don Carlo col pallone allontanato dal Fulgatore sui piedi
di Lavardera che opera questo cross, colpo di testa di Cossentino, palla fuori, e questa l'ultima emozione di una partita vibrante tra Don Carlo Misilmeri e Fulgatore, terminata 2-2. Da Sportisile è tutto, alla prossima!